a Max del Papa che vedo vedo una parola grossa perché quello che vedo non so cosa vedo, però vedo qualcosa e qualcosa dovrebbe Infatti, significarmi che qualcosa dovrebbe significarmi che Max c'è, pur non essendoci. Siamo già in pieno sì. paradosso, in surrealtà totale. Buongiorno a Max del Papa, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Eh, E dove sei Max? Dove ti sei rifugiato? Dove ti sei no, nascosto? no, io ci sono. E vedo anch'io una roba orrida, vedo zuppi, Il Max vedo una diapositiva enorme di zuppi e non capisco perché, francamente. absconditus. Giuochi a E nascondino, invece Max. bisogna trovare il modo qua di palesarsi, perché Eh, Zuppi non si può vedere ma proprio. quella roba E lì è come mai? Zuppi? Io ho gli occhiali da vicino, non riesco a vedere. È Zuppi quello lì? Quello lì è Zuppi, Aia, mamma mia. Madonna. Quello che assomiglia a Cesare Battisti, come dicevi tu. Sì, 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 Ma il coso. non l'eroico, Allora, il meno eroico no. contemporaneo, diciamo. Comunque, al di là di questo, noi oggi ci facciamo guidare da una roba forte, ma forte, Sì, perché quel libro terribile, violento, fantastico che è la Bibbia, contiene cose meravigliose ancora oggi. Quando Dio, diciamo, quando Yahweh era una roba seria, non il Dio all'acquetta che molto spesso ci passano oggi, no? E allora nel libro di Giosuè, capitolo 10:39, laddove Giosuè si va a conquistare la terra promessa per gli israeliti, ma lo fa a fil di spada sì, e ammazzando a più non posso. Li passarono a fil di spada e votarono allo sterminio, attenzione, ogni essere vivente che vi si trovava. Qua non stiamo parlando solo di uomini, ma donne, magari, bambini, se parliamo anche di ma pappagalli, magari. lucertole, mosche, tutto. Lo passarono a fil di spada e votarono allo sterminio ogni essere vivente che vi si trovava. Non lasciarono nessun superstite. Giosuè Mm. 10:39. E a me sta roba, devo dirti, Max, mi piace, c'è poco da fare. Mi piacciono Ma magari, gli dei e gli uomini così, hai capito? Comunque, ma magari. allora, detto questo, è incorniciata la nostra conversazione. Senti un po', io ho visto che tu sul sito di Nicola Porro, nicolaporro.it, uno dei siti sui quali scrivi Punto insieme it. al Giornale d'Italia, oltre al tuo sito naturalmente, ilfaro.it, giusto? Dico bene? Sì, sì, Di cui sei sì, sì, direttore, non fa la ovviamente. piega. Di cui sei direttore. Sono come Nino Frassica con Novella Bella, sono direttore e vice direttore. Esatto, il faro di, Maraghello, Maraghello. il faro di Max del Papa, appunto, altervista.org, il tuo blog naturalmente. Allora, oltre a questo ricordo che c'è un bel libro, ne abbiamo parlato settimana scorsa, anche con Silvana De Mari, Noi non ci salviamo, la strage infinita, il male Sì, dentro per sempre. Compratelo, leggetelo, perché si legge d'un fiato e fa pensare tante cose. È l'ultimo libro di Max del Papa che ricordo volentieri ogni volta. Ma stavo dicendo, sul sito di Nicola Porro, te ti sei occupato di quello di cui sono diventati esperti praticamente tutti in questo periodo, no? Esperti, commentatori, c'è poi chi la fa, che ha anche la morale della favola, vi trova spunti per fare riflessioni sull'etica della giustizia, tutte quelle belle robe qua. Insomma, è il caso di Garlasco, no? Hai sì. dedicato un bel po' di articoli a questa vicenda. Allora, ti lascio subito la parola perché ci sono gli ultimi due che hai pubblicato che sono piuttosto interessanti. Allora, c'è l'impronta di Sempio e c'è una Palpatina che tu hai paragonato in qualche modo. Un professore di Catania che è stato assolto perché ha toccato il seno ad una donna ma non ha stretto le dita, no? E dall'altra parte c'è questo nuovo indagato nella vicenda Garlasco, Sempio, che rischia il carcere per una manata, per un'impronta. E poi ti ha colpito quello che l'avvocato di Sempio, che insomma, lì c'è un giro di avvocati super mediatici, che sono sempre in televisione, compreso questo signore piuttosto anziano, che è l'avvocato Lovati, no? Il quale ha fatto un'intervista proprio alla trasmissione di Nicola Porro, a Quarta Repubblica. E cosa ne è venuto fuori? Te hai capito cosa sta cercando di dirci l'avvocato di Sempio. Ti lascio subito la parola però, perché questa vicenda qui va letta, letta da te e viene fuori qualcosa di interessante, no? Sotto molti profili. Vedi tu da dove partire. Io sono partito dai tuoi ultimi due pezzi. Ma io ho fatto tanti pezzi per dire che non so, che faccio domande e non risposte, perché comunque con tanti anni di cronaca giudiziaria, poi vedo che per quello che io rimpiango il Dio degli eserciti, Quello là di quello di Giosuè. Giosuè che hai Mm, raccontato prima. mm. Sì, ma magari, sai, ci metterei la firma a partire per primo, ma però tutti.
No, io mi trovi in un momento proprio di totale insofferenza, insopportazione di tutto. Ora mettiamo le cose in fila. La cosa di Garlasco, Mm. io non lo so cosa sta succedendo. Credo che sia impossibile da capire. So solo che mi vergogno a nome del genere umano. Non è più una cronaca giudiziaria. Già quando ho cominciato io cominciava, c'era Tangentopoli, intercettazioni, cominciava a diventare una cosa anche quella televisiva, mediatica, però adesso è il popping. E, allora, ci sono questi avvocati qua, sono dei bei soggetti anche loro, nel Sì, senso che lei faceva parte della combriccola, sì, poi è l'avvocato passata Taccia, Angela Taccia. la Mm. taccia con questi occhiali alla Mm. moda così, che scrive lotta dura, senza paura, yeah, yeah. We love Vabbè. CPP, codice di Dopo procedura dice di no. penale. Noi Nino ami... Frassica, lotta dura, we love CPP, lotta dura senza paura, l'hanno pure sanzionata con gli occhiali. E questa qui stava con uno all'epoca che c'era tutto il gruppo, stava con uno che poi è diventato frate trappista. Guarda che sembra Nino Frassica, ma è vero. Signor, signor Canatti è diventato frate trappista. Marachillo, frate trappista è diventato. E me ne assumo la responsabilità. Com'è che si chiamava Tu dici che il c'entra? frate di Frassica? Come si chiamava il frate che impersonava Frassica? Antonino da Da Scasazza, Scasazza, è vero. quello dei nani Gesualdi. Esatto. Questo è diventato frate trappista. L'hanno convocato in procura per fare un esperimento biologico. Vogliono vedere anche questo. Che uno dice: ma non è che si è fatto frate trappista perché doveva un pochino espiare o nascondersi. Insomma, diventa tutto il contrario di tutto possibile. Poi c'è l'altro. L'altro avvocato però è quello anziano che dicevo prima, no? Quello con i capelli bianchi, Sì, questo Massimo Lovati. che è un tipo, c'ha una faccia veramente televisiva, Mm. nel senso che si presta, no? È proprio è un personaggio. E allora, Sembra anche, per dirla tutta, uno che troveresti facilmente all'osteria a giocare a carte, diciamo, no? ma questo qui è un marachello, anche questo, perché lui dice le cose, perché manda messaggi, manda segnali, non si capisce bene a chi, ma manda segnali, cioè lui sta dicendo, questa qui l'hanno ammazzata altri insieme, più di uno che non sono venuti fuori. Allora tira fuori, mette dentro tutto, l'abbazia, la pedofilia, il satanismo, l'esoterismo, Messe nere. le messe nere, poi dice, ma me lo sono sognato, e provoca, no? Perché dice, poi c'è un particolare che a me non è sfuggito, sì, ha scomodato Trotsky, Leone perché Trotsky. dopo Mm. gli assassini arrivano dappertutto come Trotsky, uno dice questo è nato fuori di testa, invece no, perché Trotsky, sai, a Città del Messico è stato ammazzato con una piccozza in Mm. cranio, che è un modo per alludere, no? Infatti si cerca ancora l'arma del delitto, l'attizzatoio, un martello, una mazzola da muratore, cioè questo sa o vuol far credere di sapere più cose di quelle che dice. E poi dice, ma io me le sono sognate, non voglio guai, non voglio finire anch'io. Ma questo è vero che ha detto del suo assistito a un comunista, un disadattato? Sì, c'ha un modo, questo qui è un po' per dire che è talmente scemo, talmente che non può essere stato lui, no? Strano modo di difendere un assistito. Mm. È tutto, sembra tutto ribaltato, tutto che non si capisce, però in realtà è tutto molto ambiguo, tutto molto morboso. Viene fuori, cosa viene fuori? Viene fuori Ma perché una, come, no, no, dimmi Max, perché mi incuriosiva perché no, hai scritto Garlasco siamo noi. perché questa storia qui poteva capitare dappertutto, poteva capitare anche nelle Marche dove io vivo e dove in effetti è capitato tante volte negli anni 90, io ne ho raccontate tantissime di robe di Garlasco. C'era una serie di omicidi per metà degli anni 90, poi di colpo sono spariti, non è successo più niente, ma erano cose anche più truci, più violente. E viene fuori questo spaccato torbido della provincia, dove tutto è possibile, dove ci sono le messe nere, dove c'è la gioventù debosciata, dove ammazzano qualcuno, dove tutti sanno, dove tutti mormorano, dove tutti cercano di incastrare quell'altro.
In questo senso io volevo dire che Garlasco siamo noi. Così come Giorgio Bocca aveva scritto quel libro Napoli siamo noi. Ecco, Garlasco, l'italiano secondo me rimane un tipo da commedia dell'arte o tragicommedia che è pre-sociale, è pre-industriale. Poi sì, l'italiano oggi è omogeneizzato, cioè è difficilmente tu distingui uno dalle Alpi da Bolzano a Capopassero. Stesso modo di parlare, stesso modo di atteggiarsi, di uccidere, di vestirsi, di consumare. Però c'è qualcosa al profondo che supera anche la tecnologia, che omogeneizza, che supera la globalizzazione, che supera l'intelligenza artificiale. È questo modo di essere italiani a metà tra l'esoterismo un po' così di consumo, la messa nera, e la religione superstiziosa, cioè senza nessuna fede, solo superstizione. È la provincia, è il buco nero, no? Sì, certo, le cose succedono anche nella metropoli, però nella metropoli con 3 milioni di persone si annacquano, si perdono, diventa un po' un fatto di circolo. Cioè, la metropoli italiana è forse l'unica città che non è una metropoli, è una città con questo tipo ancora di tradizione magica, esoterica, così è Torino, sai, il triangolo magico, sì. Torino, Praga, eccetera. Nella provincia no, nella provincia c'è ancora tutto questo regno delle ombre, no? Molto mediatiche, molto televisive. Ecco, tra Però l'altro, è pre-industriale, pre-sociale, c'è ancora quella crudeltà quasi contadina. Io non ho mai sopportato le riflessioni di Pasolini sulla scomparsa, sai, del mondo contadino, delle lucciole, sì. ma non c'era niente di buono in quel mondo lì. Era un mondo terribile, era un mondo crudele, lo vediamo ancora oggi. Infatti Pasolini poi, per andare a poter fare indisturbato quello che faceva, ha dovuto andare a Roma, a Casarsa lo linciavano. Cioè, siamo ancora. E adesso ci sono tutti questi linciaggi mediatici, per ora, ma linciaggi. La provincia è quella che forse ha mandato un innocente a farsi 17 anni di galera e adesso forse lo sostituisce con un altro che forse è colpevole, ma forse è innocente anche E lui. guarda, Allora arriva l'avvocato Lovati e dice: no, ma qui è tutta un'altra cosa, tutti dentro, però non lo posso dire perché l'ho sognato. ecco, E Max, per me questo mi è, viene è, da è inquietante. dire, io poi la tua conclusione la condivido, no? La sensazione è quella che tutti sappiano, ma non parlino, non dicano, no? Ma certo, sì, Il sì. paese mormora, insinua, allude, sogna, tu scrivi, ma non si decide a dire la verità. E forse l'inferno è questo qui. E a me viene in mente anche Erba, perché anche la vicenda di Erba Già, è quella certo, vicenda di certo, provincia lì, certo, 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 dove certo. Erba, dove è eh, successo, l'unica differenza è che quelli di Erba hanno avuto degli avvocati seri e non mediatici, diciamo così, che non si sono prestati a nulla di mediatico e forse non so se sia stato un bene o un male a questo punto, devo dire la verità. Però è la stessa questione fondamentalmente, con una enorme differenza che in questo caso però le voci che sono tornate ad alimentare questa inchiesta sono state raccolte da una procura. Là non le ha raccolte nessuno, ovviamente, no? E i due poveracci sono rimasti dove erano, cioè in carcere. Qui, diciamo, si muove una procura e questa è la differenza fondamentale, che una volta di più, se proprio vogliamo allargare un po' il raggio, non so come la pensi tu, ci dice una cosa, che quella bellissima espressione sul giusto processo, quel bellissimo articolo 111 della nostra Costituzione, che stabilisce che la prova si forma nel contraddittorio, che la difesa e l'accusa sono pari, è una bellissima cosa, ma non esiste minimamente nella realtà. Perché se non è una procura a fare un'indagine, hai voglia a farla fare agli avvocati difensori, hanno provato a fare un'indagine, hanno richiesto una revisione nel caso di Erba, ma anche qui, anche nel caso di Garlasco, hanno richiesto una revisione puntualmente non ammesse, né nell'uno né nell'altro caso. Se si muove la procura, tutto cambia. Quindi la parità fra accusa e difesa è ancora un miraggio, no, Max? ma c'è Brebbate, ma ce ne sono quante ne vuoi. Sì, la differenza, no, la prova se non si forma in processo ma in televisione. Mm. La parità è quella dei media televisivi, cioè lì a Erba c'erano questi due trattati come due scemi, poi c'era da nascondere qualche cosa di molto forse più. Cioè,
lì a Erba c'era da nascondere qualcosa che era veramente fastidioso per tutti, no, lasciamo perdere. Mentre invece qui si può grufolare molto. I filmettini, si porno, i filmettini tra i due, poi lui che ammazza lei, poi dopo lei che non, ma forse non è quello, cioè c'è più materiale lercio. E lì c'è una strage, c'è un bambino, ci sono delle ombre dietro di chissà quale malavita. No, qua no, qui c'è la cosa molto, molto di provincia, molto pruriginosa. Poi, come dici tu, salta fuori degli avvocati mediatici, allora la si tiene su, mentre quelli di Erba sono figli di nessuno. E qui invece, ma tu lo sai come lo so io, che qua tutti i giorni questi qua che si occupano televisioni, per programmi, ringraziano chissà il loro Dio, che non è il nostro però. Dice anche oggi c'è qualcosa di sconcio, di lercio, da inventare, di cui parlare, la mano sul muro, il filmatino, le gemelle K che sono sataniche. Andiamo avanti così. In realtà non gliene frega niente a nessuno della verità, della realtà, di chi sta dentro, di chi sta fuori, di chi si gioca la vita. Per quello che a me piacerebbe il Dio di Giosuè, il Dio degli eserciti, facesse tabula rasa, facesse sparire tutto. Io sarò, senti, sarò io quello sbagliato, sarò io quello obsoleto, sarò io quello fuori tempo, ne trago le conseguenze, però io mi chiedo cosa sto ancora qui a parlare, a scrivere, a denunciare, perché io non lo capisco questo tempo, non lo capisco perché, come diceva Flaiano, non voglio capirlo, non mi piace. Ieri ho visto il TG1, un servizio su i fidanzatini e già mi girano i coglioni, poi dopo non mi dovete venire a rompere il cazzo, a fare, a disfare, ma quello non si fa, non si dice, ma io, tu stai al posto tuo. Mi girano i coglioni, non sono due fidanzatini e non è un femminicidio. C'era una 14enne che dimostrava 25 anni, sembrava bella, era troppo cresciuta. E c'era un farabutto, una merda disumana di 19 che l'ha ammazzata a pietrate. Ma tu sei capace di ammazzare a pietrate una persona? Una ragazzina. Allora, il risultato qual è stato? Un servizio del TG1 ignobile, vergognoso, osceno, da galera, da Dio degli eserciti. Non me ne frega niente mo chi comanda il TG1, se è Telemeloni, Teleschlein o Telecazzo. Allora, il servizio è stato i fidanzatini, poi hanno svelato i messaggi erotici. Ah, ma che cazzo di messaggi erotici? Una 14enne e il 19enne. E ti amo. E c'era sotto la musica del rapper. Tutte le cose, le mutande. Poi la fiaccolata, perché appena ammazzano uno, prima ancora che lo finiscano, parte la fiaccolata. E tutti che ridevano, sembrava la festa perché il Napoli ha vinto lo scudetto, la fiaccolata. Poi dopo c'erano le bandiere della pace, la bandiera della Palestina, poi c'era la madre, mancava la madre. Prima piangeva, urlava, dopo un attimo stava lì, si metteva perché pontificava, ma c'è una figlia che è morta da 3 ore. E poi c'era il cartello, scusaci, non mi ricordo come si chiama sta disgraziata, scusaci se noi donne non abbiamo fatto sentire la nostra voce. Ma che cazzo vuol dire? Che c'entra? E si finiva per votate per il referendum. A me mi hanno rotto il cazzo tutti, Giulio. Si era Tutti, capito. destra, sinistra, sopra, sotto, avanti e indietro. È una cosa oscena, vergognosa. Così come quando il TG2 fa il servizio sulle Olimpiadi di Cortina, e non è un servizio su Cortina, ma su Armani. Un marchettone. Sofia Goggia, quest'altra rompicoglioni, leggi, che dice io vinco perché Armani. Altro che marchette queste qua, io vinco perché c'è Armani. Poi dopo hanno fatto l'altro servizio sul biopolo tecnologico e non mi devono rompere il cazzo qua, perché io parlo da malato di cancro. Il biopolo tecnologico di Siena, dove si faranno nuovi brevetti per nuovi vaccini, c'è il ministro, c'è quello, c'è quell'altro. L'unica cosa che non hanno detto è che questo biopolo tecnologico è diventato il buon ritiro di Fauci, che in America c'ha 47 processi perché è sospettato di aver organizzato lui una strage, quella pandemica. Gli hanno dato il biolaboratorio che è diventato una roba strana amore. A me questo modo di fare informazione ha rotto i coglioni. Quindi si tiene anche Garlasco, si tiene tutto. E vedo che la gente ride, sghignazza. A me non va di sghignazzare, a me mi va ad ammazzarmi. Arriva o non arriva sto Dio degli eserciti? Cosa c'è da salvare ancora? Allora,
Max, intanto volevo introdurre un altro passaggio del ragionamento, l'altro articolo che tu hai fatto Sì, con una brevissima clip, così prendiamo un po' il fiato e ci gustiamo questa okay. memorabile scena, questa qui. Non me la fatti iniezione! Ah signore è fatta, gliel'ho Eh, fatta. Ha fatto male! Ma se questo c'è la mano che è la piuma, ma che ha fatto male? A giovane, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è piuma. stata una piuma. Chi è? Mitico Mario Brega, il film di Mario Eh, Verdone, che fa l'iniezione alla sì. sorella, no? Allora, sta mano può essere Sì. ferro e può essere piuma. Tu dici, no, Però poi sei piuma. non è la regola del camionista di Biancorosso e Verdone che No, abbiamo no, appena no, visto, no, no, ma è no. la regola della sora giustizia. E questa è grossa, eh. Me Sì. la devi spiegare, Max. Me ne assumo la responsabilità. Come Guarda dice che Frassica. cioè, Mm. sì. No, ma scusa, anche qui, anche qui. Allora, abbiamo parlato di esempio, Perché c'è la mano può essere ferro, in quel caso. la mano sul muro, Eh. la mano insanguinata, la mano dell'assassino, Mm. la mano sullo scantinato, perché ci sono con le tecnologie di oggi, la tecnologia, la scienza, la Tesla, la fregna, cioè tutto è tutto deciso ormai. È stato lui, la mano è la sua. Signor Alberi, la mano è la sua, Marachello, la mano è la sua. E chi va alla Gattellardo e ci lascia la manina. La mano è la sua, passano 24 ore, non è sangue, non è quel muro lì, non è di esempio e non è una mano Non c'è più. e non è neanche quella volta là. Mm. Allora voi mi dovete dire a che serve tutta questa tecnologia. Quindi un colossale, no? Perché la tecnologia è talmente sofisticata che c'è sempre una sofisticazione ulteriore che sbugiarda tutto. Allora, lì questo, questa mano che non è una mano, che è una ferro, una fiuma, va a processo perché questo ormai va a giudizio. Questo si è capito, no? Non è che la magistratura adesso può dire no, abbiamo scherzato. Poi è venuto fuori che c'era un barone, un luminare in Sicilia, a Catania, che metteva le mani addosso alle pazienti, alle studentesse, alle esaminande. Lo chiamavano Uporcu. Però, Uporcu. appena, L'hanno diciamo. assolto, appena. L'hanno assolto, l'hanno prosciolto dopo averlo... Che questo è quello che si dice, alla fine l'hanno prosciolto perché? Perché questo metteva una mano in coppa una zizza, come dicevano gli squallor, però non stringeva, Eh. lasciava solo a volo d'uccello. Una passatina. Sì, allora, e io allora ho messo il principe, può essere ferro e può essere piuma, sta mano, perché quindi se io, però anche lì è un fatto di geografico, di latitudine, perché tu ti ricordi quella Empoli, quella che Eh voleva già. fare la giornalista, Sì. no? Gli ha dato una pacca sul culo, un imbecille, tra l'altro vicino qua di Ancona, l'hanno distrutto, l'hanno condannato, è dovuto uscire, andare via dall'Italia, lo volevano linciare, ha perso tutto, la moglie, il lavoro, il ristorante, Dio, ha perso completamente tutto, non so se è ancora vivo o se si è ammazzato. E gli ha dato la paccata. Invece il barone, luminare, professore, dottore, così, che dice mettiti qua, impalati così, impalati qua. Abbiamo letto delle cose, no? Poi non so se sia vero, non lo so, però hanno riportato delle cose allucinanti. Gli ha messo una mano sulla testa e il giudice ha detto no, ma non ha stretto. Cioè, di che parliamo? Non ha Di stretto le dita, giustizia? quindi Di prosciolto. magistratura? Mm. Quindi se io vado in giro, la prima che mi capita, gli metto una mano in coppa a una zizza e non stringo, vado tranquillo. Se sono, Dipende se da... sono a Catania, eh, se sono a Brescia pure, a Brescia c'era un bengalese, Bangladesh che un bengalese, un sì. Bengala che pestava la moglie come la canapa perché lei aveva scoperto che lui la tradiva. Lui la pestava come un coso e l'hanno assolto a Brescia questo, perché bisogna considerare La loro le cultura. sfumature culturali. Mm. Sì. Allora, dove andiamo? Cos'è? La ruota della fortuna. Beh, anche in Sicilia è Dove sta successo, la però no, certezza del tu lo diritto? ricordi In Sicilia c'era uno che, sì, che ma ne ho pestava presi la moglie, 4-5 no? perché pestava la moglie come la canapa, perché pure lì lei
per strada, gioia puttana, femmina puttana, giubbotte, l'ha mandata all'ospedale al pronto soccorso, però siccome lei, che era mezza cionca, mezza morta, di botte, non è riuscita a querelarlo, è stato assolto perché la riforma a Cartabia, Mhm. la pupilla di Mattarella ha fatto una riforma, no, dice senza querela di parte queste cose qua non l'ha mandata all'ospedale la moglie. Poi dopo fanno cosa fanno? Fanno i video, fanno il TG1, fa vedere quelle che vanno a fare la fiaccolata quando ammazzano una 14enne, quando un balordo che dovrebbe sparire dalla circolazione ammazza una 14enne a pietrate. Scusaci se noi donne non abbiamo fatto sentire la nostra voce di donne woke, vota al referendum CGIL. E io dopo, guarda, sono talmente incazzato, meglio che non parli. Morale della favola, se tu capiti in tribunale è come la lotteria. No, stai nelle mani di Cristo e te lo posso dire piano e forte. Poi quelli che chiacchierano perché non hanno mai mosso il culo dalle loro raccomandazioni o dai loro parassitismi o dai loro bar, poi cosa dicono che vogliono. Ma io la cronaca, la giudiziaria l'ho bazzicata per decenni, almeno 2. Lasciamo perdere. Va. E la musica non è mai cambiata Quindi, o è cambiata secondo te? Max? No, non è mai cambiata. La musica è diventata più assordante perché oggi la suona più che altro i media, la televisione, quindi dai, sappiamo perfettamente che una pronuncia, una sentenza matura per alcune variabili, che è anche un'inchiesta, è in funzione della televisione, è in funzione dello spettacolo che gli viene costruito intorno, al quale partecipano anche gli avvocati, i giudici, gli inquirenti, le tute bianche, eccetera. Poi ci sono sempre le conoscenze, ci sono gli apparentamenti tra avvocati, magistrati, c'è la convenienza, c'è l'opportunità, c'è il notabile di provincia, c'è la corruzione. Allora, Max, tutto tranne che la giustizia. Ci siamo appropinquati rapidamente alle 10:30 con il mitico Acerbis tra poco con noi. Io godo ogni volta che lo sento, devo dire la verità. Però intanto ti passo dei messaggi che sono arrivati, poi apriremo anche le linee telefoniche nella seconda parte della trasmissione. I messaggi arrivati al 340 6709 659, anche se ci sono un altro paio d'articoli come minimo che vorrei commentare un po' con te tra poco. Comunque voi potete scrivere già, mandare anche messaggi audio se volete al 340 6709 659. Tra pochi minuti potete anche intervenire in diretta allo 02 92 94 7222. Intanto però ti giro i messaggi arrivati. Scrive un ascoltatore: gli avvocati di Stasi sono serissimi, a differenza degli altri. E su questo avrei qualche dubbio, perché perlomeno uno dei due mi sembra molto, molto di quel genere là che si diceva prima. Intanto, così è la mia opinione. Comunque, buongiorno da Clara, viva Max, lo voglio anch'io, il dio degli eserciti, scrive Clara, meritiamo l'estinzione. Ce n'è uno ancora più sintetico di messaggio: un grande Max del Papa, scrive Giuseppe. E ancora scrive invece Silvio da Brescia: Max, grazie di esistere, tra parentesi, ha perfettamente ragione, un mondo senza il senso del ridicolo. Che si può. Un mondo senza il senso del ridicolo, della vergogna, tutto insopportabile. Parentesi, i nostri valori europei? È un bel punto di domanda. Allora, con questo noi ci fermiamo un attimo e ritorniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche e cari amici, cari tutti di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Stiamo parlando del nostro integratore, l'ACUC2 straordinario, quello che combatte i dolori articolari, artrosici in maniera naturale, quindi vi ricordo, se volete prenotarlo chiamate 030 68 40
408. Ma io questa mattina volevo parlarvi anche di un'altra cosa che ritengo molto importante. E che cos'è? È il nostro Gastro Free. È l'altra parte della nostra linea di integratori. Gastro Free è per coloro che soffrono di iperacidità. Vi è mai capitato di mangiare una foglia di insalata e sentirvi come un pallone e dici: ma com'è possibile? E non ho mangiato niente, sono gonfio, ho sempre il rutto continuo, i mini rutti, non quello la Fantozzi, il ruttone, i mini rutti, e poi ma quello non lo mangio perché non lo digerisco, questo qua mi appesantisce. Allora, ascoltatemi, voi dovete provare il nostro Gastro Free, la soluzione alla bava di lumaca. Adesso non è che uno ciuccia le lumache, chiaro, ma viene estratto il muco polisaccaride. Chi ha avuto come me la grande fortuna di avere i nonni in casa avrà sentito parlare che si mangiavano tanti anni fa le lumache per combattere le ulcere. È una soluzione straordinaria, non ha controindicazioni, vi sistema. Allora, il prezzo è questo: 3 flaconi di Gastro Free, 59 euro. A casa vostra non pagate il trasporto. Scadenza, adesso vado un po' a naso, un paio d'anni. Provate la natura, Gastro Free, ne sentirete parlare, l'originale ce l'ha Alberto Acerbis, che sono io, 030 68 40 408. Ulcere, avete bisogno di digerire bene, iperacidità, bruciore di stomaco, reflusso, Gastro Free, 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, c'è un ascoltatore che dice: ho una proposta, propongo che nei tribunali italiani la scritta, la legge uguale per tutti, sia sostituita dalla scritta, io speriamo che me la cavo. Dopodiché c'è Walter che ci ringrazia perché la scorsa puntata è stato citato un libro, Roberto Gava, Le vaccinazioni pediatriche, una revisione delle conoscenze scientifiche, Salus Infirmorum, casa editrice, che sta leggendo e ci ringrazia. In più c'è un messaggio che sentiamo al volo. Buongiorno Max, buongiorno Giulio. Cosa dire? Mandatemi se avete la copia per iscriversi all'esercito dei giustizieri, perché dopo tante letture, dopo tanti ascolti, dopo tante visioni, mi rendo conto che forse il metodo Pol Pot, scusate se faccio un nome quasi, non è che sia proprio così distruttivo. Magari si cresce, cioè se si vuole far crescere l'erba sana bisogna bruciare quella che c'è adesso, quella secca, quella marcia. Vabbè, sarà. No, caro Walter, ciao, sempre fantastico. Io mi dissocio completamente, non sono per niente d'accordo. Questa qui adesso, al di là delle battute, può essere una battuta, può essere una boutade, ma mi trova completamente contrario. Il ricorso alla violenza anche solo per ischerzo, diciamo così. E dopo No, questi meglio di esagerano no. perché No. vogliono sentirsi Non è etica questa cosa. esagerare, ma no. Non è etica. Dovrebbero aver capito che con noi altri queste cose qua non è che attaccano, No, non molto, ci piacciono, anzi proprio per niente. Inutile che cerchino la nostra approvazione perché No. è una coglionata. Esatto. Allora, nel migliore dei casi è una simpatica boutade, così da tenere fuori dal nostro discorso. Intanto però chi vuole entrarci nel nostro discorso può chiamare allo 02 92 94 7222. WhatsApp e anche audio al 340 6709 659. Tra le varie cose di cui volevo parlare oggi, Max, ce n'è un'altra che mi interessa, che mi ha interessato molto. È un pezzo, anche qui tu vai a toccare un tasto sul quale ognuno dice la sua e sul quale magari la pensiamo anche diversamente io e te, no? Gaza, Israele e le parole di Nanni Moretti. Sei sempre su nicolaporro.it e tu hai scritto che questo pezzo lo scrivevi, lo sapevi in anticipo, avrebbe fatto infuriare tutti. Le parole di Nanni Moretti le conoscono più o meno tutti, no? Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu, Netanyahu, sia soddisfatto e finalmente la smetta, ha scritto il regista, il famoso regista di sinistra. Tu sei partito da lì, però sei arrivato da tutt'altra parte, no? E perché questo pezzo? Intanto è vero che ti hanno odiato tutti dopo che l'hai scritto? E perché? Sì, assolutamente. Perché
Perché dei bambini, delle vittime non importa a nessuno. Non importa perché sennò importerebbe di tutti, no? È come la Quindi ragazza anche qui ammazzata a bisogna Pietrate prima, no? Non è che conta. assolutamente. No, cioè mi hanno rimproverato perché io non ho preso posizione, ho fatto un discorso molto semplice. Se vuoi qualunquista, se vuoi banale, cioè sono stanco di distinguo. Sono stanco di militanze. Non trovo più, io non trovo ragioni non trovo parti da difendere. Basta. Quindi mi ritrovo, in questo caso, mi ritrovo nelle parole del Papa, che ha detto basta, 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 perché allora, se importasse, importerebbe di tutti i bambini. Invece mi hanno detto che io devo pensarsi alla salute, pensarsi a morire io. Questi sono quelli pro Hamas, i sensibili. Che valore può avere la compassione di gente che poi ti augura di morire perché non è che io prendo le difese di Israele, tutt'altro. Io dico, veramente, non... cioè, è una cosa questa che mi fa passare la voglia di vivere. È inutile dire che però i bambini che muoiono in Palestina ci sono, è vero, sono ondate, non riesco a far finta di niente, non riesco a dire, cioè hanno gli occhi sotto le macerie, e sono bambini. Io non sono d'accordo assolutamente con la strategia di Israele, di Netanyahu. Non ho più voglia di difenderli, li ho sempre difesi. Per me si sono finiti anche gli alibi, non solo le ragioni storiche, anche gli alibi. Inoltre comunicano molto male, perché loro comunicano sempre nel senso del vittimismo. Ci hanno fatto quello 80 anni fa, allora chi ci critica vuole ancora l'olocausto. No, io adesso non mi interessa stabilire se è genocidio o non è genocidio, queste sono terminologie, cose. Comunque c'è una strage, c'è una sorta di estinzione messa in conto. Poi dico da un'altra cosa, dico che però se dall'altra parte, se in Palestina, dove i bambini muoiono, non si liberano di Hamas, ogni discorso diventa inutile. Perché Hamas fa di tutto per sacrificare la gente in Palestina. E io non dimentico che il 7 ottobre che c'è stato, perché non mi si può venire a dire, cioè adesso, perché poi sono anche con la scusa della Palestina, la sinistra si conta, si mette insieme, diamo un segnale, e del 7 ottobre non interessa a nessuno. Sono a favore di Hamas. Così come i tifosi di Israele non gli importa niente di quello che sta facendo Israele nella striscia, così i pro-Pal sono a favore di Hamas. Perché se no lo devi dire, devono far piazza pulita di Hamas, perché Hamas è quello che dice più ne muoiono dei nostri e più noi spicchiamo, abbiamo ragione. Questa è la verità. Sono loro che li mettono davanti, sono loro che impediscono l'evacuazione quando Israele annuncia i raid. Erano i fratelli Sinvar che dicevano più bambini muoiono, più a noi ci va bene. E questo io non lo sento mai dire dai pro-Pal, dai pro-Hamas, dai nani Moretti, non lo sento mai dire. Finché tu non togli questa qua. Io mi ricordo che dopo il 7 ottobre, e al 7 ottobre c'è stato un orrore per cui mettevano i neonati israeliani nei forni. Quindi io non tollero neanche che mi si venga a dire queste sono tutte balle, propaganda, sono stati gli israeliani che se lo sono fatti da solo. Cioè vedi quanto la malafede è dappertutto. Dappertutto. Quindi la popolazione palestinese il 7 ottobre scendeva in piazza esaltata, felice, non gli bastava. L'orrore più atroce non le bastava. E quello non sono stati indotti, quello non sono stati obbligati, quello erano spontanei, nella misura in cui il fanatismo consente una spontaneità. Altro fronte, l'Ucraina, la Russia. Mi dispiace, io scontento tutti, però allora Israele bombarda Gaza, la Palestina è invasore, è genocida. La Russia bombarda l'Ucraina,
No, questo non è vero. Putin è stato provocato. A me questa è una cosa che io non sopporto. Putin è stato provocato. Ah, Putin è stato provocato, Israele no? Però pure lui tiene le sue ragioni, Putin. Un giorno dovrete rendere conto, voi sensibili, un giorno dovrete rendere conto di questa simpatia per Putin, che è un carnefice, che ne ha deportati 15.000. E non mi venite a parlare di propaganda, perché la propaganda c'è da tutte le parti. Capito? Quindi la verità è che a voi avete un tale odio verso l'Occidente, più o meno incompreso, ignorante. Cioè, per voi, siccome Zelensky è un prodotto dell'Unione Europea, e allora viva Putin, viva i macelli che fa. A me non sta bene neanche questo. A me non è mai piaciuto Zelensky, però a questo punto io non trovo parti da salvare. In India c'è il terzo fronte di guerra totale, perché siamo in una guerra mondiale. India-Pakistan, di chi è la colpa? Aspetta che ci penso. Come la mettiamo? Ma il casus belli è stata una strage fatta nel Kashmir dai fondamentalisti pakistani. Il Pakistan è un regime teocratico e militare. Cosa dice la sinistra? Con chi sta l'India in questo momento? L'India che è stata per decenni filo-sovietica. Però l'India adesso Modi sta con Trump. Allora è colpa dell'India. A posto, via. Cioè, forza Pakistan, Sì. fai più massaggio. Io non sopporto più niente. Allora la gente dice: perché non muori, perché non ti curi la salute? Mi dispiace, però io in questo caso la penso come il Papa. Non voglio più discorsi, basta, voglio più difendere Israele, non voglio più sentire quelli che fanno finta di non capire che a Gaza c'è qualche cosa che si chiama Hamas, che non può reggere. Non voglio quelli che mi dicono Israele è genocida. Putin invece è lui la vittima, è lui che è stato invaso dall'Ucraina. E poi senti, noi sappiamo perfettamente, perché un pochino siamo di questo mestiere, sappiamo perfettamente a che titolo parlano certe facce che parlano. Spie, propagandisti, intriganti, cialtroni che vanno in Donbass, che ci vanno a pagamento, che stanno lì, che disinformano. Non posso più di quello addentrarmi, però lo sappiamo perfettamente che c'è tutto un mercato anche lì di movimentini, di liste, di gente che fa una propaganda. Spia pure i soldi, Allora, a me non va bene nessuna parte. Allora Max, ti giro un paio di messaggi, intanto le linee sono aperte, 02 92 94 7222 per chi vuole intervenire. Scrive un ascoltatore, fa una citazione: immenso Max, per stare in argomento, da taxi driver. Un giorno o l'altro verrà un diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre. Da tutta questa, sì, lo so. Questo era anche Tom Waits, ma non arriva. Cioè, ci siamo già in questo diluvio universale. Non vorrei essere preso per qualunquista. Io non sto da tutte le parti. Io non sto da nessuna parte. L'unica cosa, non ho avuto figli, l'unica cosa che a me mi fa venire voglia di morire è mi sono buttato solo nell'amore per gli animali. Io non ho figli. Sti bambini muoiono da tutte le parti. E non mi piace che vengano usati per un discorso di propaganda o di affarismo. Io non trovo più motivo per sopravvivere a un livello quantomeno sociale. Vedo che la gente sghignazza, ride, ma che cazzo parlate? Ti ho appena parlato di quelle che a Napoli hanno confuso l'omicidio a pietrate di una 14enne che si atteggiava a Belen. A 19 anni l'ammazzi a pietrate. Prima ci fai l'amore, l'ammazzi a pietrate. E la gente va a fare la fiaccolata che sembra lo scudetto del Napoli. Io non voglio vivere. Adesso ne ho letta un'altra. E poi dopo potete dirmi quello che volete, potete staccarvi il cazzo che volete, però non mi venite sotto. Fedez va al congresso dei giovani di Forza Italia. Sì. Mi dispiace. Però... non è da ridere. Non è da ridere. Non c'è da ridere niente. Cioè, a parte Fedez con Gasparri, che se ne dicevano di tutti i colori, adesso vanno culo e camicia, come ha fatto con quello qual era quello che li denunciava tutte le settimane ai Ferragnez e poi dopo si sono messi a fare le magliette insieme? Quello come si chiama?
degli utenti, dei consumatori, no? Sì. Adesso, cioè, ma come Fedez faceva il grillino, adesso lo chiama Forza Italia. Cos'è diventata Forza Italia? Fedez, quello amico degli pendagli degli ultras da curva, lascia perdere che non è più nelle indagini. Amico, doveva fare società con dei tagliagole da curva dello stadio. No, veramente. E chiami Fedez. Fedez, per me queste cose sono vergognose e mi dispiace. Mi dispiace. Cioè tu vedi gente che si indigna a noi, vergogna, Fedez, cosa fai? Il messaggio, cosa dai? E poi dopo lo chiami alle feste come niente fosse e tutti ridono. Ne traggo una conclusione, sempre quella. La motivazione La politica, stavo guardando, sì. No, prego Max, concludi. La politica è inutile. Allora, le schermaglie, le polemiche, le discussioni che fanno, anche quelle sono ad uso mediatico. In realtà la politica non ha più distinzioni. È un club unico. Noi siamo dentro. Poi ci dividiamo per ragioni di colore, di target, ognuno c'ha il suo. Però noi siamo dentro. Quelli che sono fuori o che sono sotto vanno schiacciati, vanno tartassati, vanno presi per il culo. Allora, abbiamo 2 telefonate, Max, le passiamo, però intanto mi ha incuriosito, sono andato a cercare Gasparri di Cioè, Forza la prossima fermata qual è? Ilaria Salis ad Atreju? No, Gasparri Ma avete rotto i coglioni tutti! è stato lui a dire così, Perché? no? No, stavo gustandomi le considerazioni di Gasparri, di Forza Italia. Con Fedez Ma abbiamo va a cagare Gasparri, parlato va. di disagio giovanile. In passato con lui abbiamo avuto anche Con polemiche. Fedez. Ci siamo confrontati e posso annunciare che sarà ospite del Non congresso vi dei dovete vergognare, dovete finire col Dio degli eserciti. Ultimamente E lui ha quando io maturato. vedrò la Salis che andrà al congresso della Meloni, dirò lo stesso. Voi Allora. siete una casta unica di quelli che poi applaudono a Teatro Mattarella perché è l'elite e il resto è tutto da prendere per il culo. Ma che vi siete confrontati? Oh! Ultimamente Ma perché la gente veramente non fa una rivoluzione e non va più a votare neanche una persona? Comunque, Oggi sento la Meloni che dice è inaccettabile che l'Unione Europea dica che la polizia italiana è razzista. È inaccettabile. E che ci sta a fare ancora? Tranne le conseguenze, no? Andiamocene via, vattene via. No, che è inaccettabile, perché stai dentro a fare il data umpa con la Ursula von der Leyen? Ma io posso da cittadino, oltre che da giornalista, incazzarmi o no a questo punto? no. Ma siamo oltre ogni limite o no? Non puoi. Comunque ci sono 2 telefonate. No, perché dopo c'è chi non se puoi, la prende male. Non puoi. Ci sono 2 telefonate. Lo so. Pronto? Lo so. Pronto? Chi è in linea? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Luca da Colico. Io volevo dire una cosa sull'idea che il popolo palestinese si debba sbarazzare di Hamas. È una pia illusione, perché non è mai successo nella storia che dei dittatori sanguinari che avevano il potere e le armi in mano sono stati scalzati dal popolo. Non è mai successo praticamente. E vorrei fare un parallelo con i bombardamenti anglo-americani sulle città italiane come Napoli, come Milano, come quelle tedesche, come Dresla, oppure anche quei bombardamenti che hanno fatto la dottrina del moral bombing, che era quello che adottavano gli anglo-americani e gli inglesi, con la giustificazione che siccome erano bombardati il popolo italiano si sarebbe ribellato contro i fascisti, contro la Repubblica Sociale, che avevano tutte le armi, che avevano tutto il potere. Dico, questa cosa qua è una cosa che non è mai esistita e non può esistere, perché Hamas ha tutte le armi e sono dei sanguinari terroristi figli di buona donna. E quindi non si può dire ma i palestinesi in fondo non si ribellano, per cui sono vittime collaterali, sono cazzi loro. Non funziona così. Io dico un'ultima cosa, a me quello che dà fastidio è l'ipocrisia. Israele, secondo me, dalla morte di Rabin, che era la possibilità di pace con i 2 stati, che è stato ucciso, ricordo, non da un palestinese Hamas, ma da un ultranazionalista israeliano, il popolo israeliano, gli elettori del governo israeliano hanno adottato una dottrina che dice non vogliamo i 2 stati, vogliamo la grande Israele, e secondo me è anche legittimo che facciano quello che hanno fatto gli americani con i nativi americani. Siccome non è possibile dialogare con queste persone, ok, bisogna eliminarli tutti. Io preferisco che qualcuno mi dica apertamente spostarli, eliminarli, comunque
togliere dal nostro territorio quello che noi riteniamo il nostro territorio. Io lo trovo anche legittimo, però ditelo, non siate ipocriti, perché quello che sta succedendo No, è di tu, esattamente non quello. essere Stanno ipocrita adottando tu la e di dottrina che del comunque generale con tutte le colonnello ragioni vuoi far Custer, fuori un tutta indiano la buono e un popolazione di indiano una... morto. Sì, ciao, vabbè. Va bene. Sì, esattamente, dà fastidio sentirlo dire, la dottrina del colonnello Custer, un indiano buono e Ma un va a indiano cagare, che morto. cazzo. E Allora, hanno fatto, Ma tu grazie, sei scemo grazie, sulla dà fastidio testa, tu quando sei scemo sulla il n'y a que testa, la figlio mio. vérité qui blesse vraiment. Il n'y a que la Ma tu vérité sei qui scemo blesse sulla vraiment. testa, ma va a cagare. Ma sparisci, cretino. Ma tu Vi sei scemo ringrazio, sulla grazie testa. direttore, grazie dell'opportunità. Buongiorno. Esaltato. Cioè, ammazzali tutti tu, uno per uno. ma Ammazzali tutti tu, poi io non i so ragazzini. non so se abbiamo poi la consapevolezza di cosa vuol dire ammazzare una persona, no? Io Ammazzali tutti tu, bambini seppelliti nelle macerie. E poi io devo confrontarmi con questa gente, un indiano buono e un indiano morto. Ma perché questi deficienti vanno in giro? Senti Max, ti giro un altro quesito, tutto diverso, E perché guarda che io non sono, cioè, sto rompicoglioni, sta dicendo quello che ho detto io, bisogna rimuovere Hamas. Ma bisogna rimuovere Hamas, d'accordo, ma no fare una strage totale di tutti i ragazzini che stanno là. Ma li hai visti i bambini con una ciotola lì? allora, tutt'altro argomento introduce Pietro con un messaggio via WhatsApp. Chiedi a Max se è ancora convinto che in primavera cadrà il governo e sarà sostituito da Ermoviola. Che Dio ce ne scampi. Mm? Così andiamo da tutt'altra parte con questo messaggio qua. Sì, ma io sono convinto, adesso non sarà primavera, ma io sono convinto, io resto convinto, perché se la Meloni si ostina a perdere tutte le amministrative possibili e immaginabili, se non hanno nessuno mai da mettere, se prendono dei candidati che neanche al manicomio metterebbero, da lì parte la frana, non sarà aprile, non sarà primavera, sarà autunno, sarà inverno, ma alla fine è quella lì. Allora, Roma non ce l'hanno, Napoli non ce l'hanno, Bologna non ce l'hanno, Firenze non ce l'hanno, Genova non ce l'hanno, Milano non l'avranno mai, perché a Milano prenderanno, non so, Maiorino, la Salis, che ne so io, chi vuoi che prendano. Comunque Milano non la prenderanno mai, né la vogliono, perché a Milano tra l'altro non si mettono d'accordo neanche loro, perché a Milano la Meloni contro la Lega sta facendo razzia di tutti i posti, tutto. Però a Milano comandano la Russa, non è una cosa che va molto bene alla Meloni, quindi non troveranno un candidato. Dopodiché, quando tu perdi tutte le amministrative, lì cominci a indebolirti, comincia a venire giù tutto, poi si muove la magistratura, Mattarella assiste. Insomma, i film che sono già andati in onda tante volte, diciamo, Sì, con altri dai, protagonisti. non mi provocate Allora, su questo. per Se la usare, Meloni crede di bastare lei, ma non basta lei. per usare le parole del Papa, mi sono rotto scrive un altro ascoltatore, poi c'è una telefonata, ma altri messaggi li vediamo dopo. Mi sono rotto di sentire in radio chi dice che cosa è giusto, cosa no, cosa è vero, cosa no. Qual è la verità, punto e basta. Un contraddittorio mai? Insomma, dipende da cosa vuol dire contraddittorio, perché contraddittorio non possiamo fare la tribuna politica di Iader Jacobelli per tutti gli argomenti, no? Il contraddittorio si genera anche semplicemente in questa trasmissione qui, per esempio parlando con voi. Più contraddittorio di così, non lo so. Comunque, c'è una telefonata, poi c'è un messaggio veloce per cui lo leggo subito. Caro Max, cosa sia diventata Forza Italia non serviva Fedez per farlo capire. Dopo Silvio il diluvio. Comunque, vabbè, però, anche lui non era perché santo Silvio subito, non ha creato eccetera, niente però a livello di... Perché Silvio non ha creato niente a un livello di partito. Allora, la Zero. telefonata. E questi sono i risultati. Telefonata allo 02 92 94 7222, pronto? Sì, buongiorno Max, buongiorno Giulio, sono Buongiorno. Walter. Chiaramente il messaggio di prima con riferimento a Pol Pot era una battuta, non è ovvio. certo per avere il supporto di Ma è nessuno. ovvio. Io Max lo stimo, te ti stimo, ma non ho bisogno che voi diciate... Cioè, diciamo che era una battuta minchiata, appunto. La mia domanda è questa. Allora, ci sono Gaza, tutti questi bambini, poverini, le mamme, i vecchi. Allora, perché in qualche modo l'Organizzazione delle Nazioni Unite non crea un corridoio per mandarli in Egitto, l'Egitto che non li vuole a questo punto? Cioè, ma cazzo, il mondo, di fronte a quello che sta succedendo, un'iniziativa di quel tipo, formiamo un campo profughi, chiamiamolo così, in attesa della fine dello sradicamento di Hamas,
e teniamo queste persone in un luogo sicuro. Gli diamo da mangiare, gli diamo da bere, gli diamo da dormire. Sarà una situazione brutta, ma migliore di quella che è oggi. Perché l'ONU non si muove? La mia domanda è semplicemente questa. Tutto qua. Ciao. Allora, aggiungo un messaggio di Ruggero che scrive: sono totalmente d'accordo con l'analisi che state facendo di Max, forse perché è da sempre che la penso così: Free Palestine from Hamas è la soluzione conclusiva, forse per un po', dell'attuale conflitto. E aggiungo, la gran parte del popolo palestinese ha festeggiato il 7 ottobre. Allora, lì c'è un problema di fondo storico, no? Ineluttabile. Quando nasce Israele, per decisione delle Nazioni Unite, si trova subito attaccato dagli stati che non ne accettano l'esistenza. E questa cosa qui si è protratta nel tempo. Israele è nato sotto questa stella qua. Quindi c'è poco da girarci. E sta montando, come tu peraltro scrivi anche oggi, un antisemitismo, un antiebraismo, Che fa anzi, paura. molto Fa- forte, sì. no? Molto forte, che poi c'è tutta una Sì, serie di che è radici. pretestuoso. Questo è un dato di fatto anche questo, per cui Ruggero sottolinea anche una cosa vera: gran parte del popolo Sì. palestinese ha festeggiato il 7 ottobre. Che Sì, vada... sì, ma infatti il problema, scusa se ti interrompo, Mm. però di soluzioni se ne possono trovare tante, non se ne vuole trovare nessuna. È lì che io mi fermo. Non aspettano neanche noi, ma nessuno ne vuole. Ci sono popoli che sia in Ucraina, che sia in Palestina, che sia anche in India e Pakistan, sono popoli gemelli, popoli fratelli che si odiano tutti a morte, si vogliono sterminare tutti a morte. È Allora, inutile che poi arriva il cretino e dice un indiano è buono quando è morto. Sono popoli simili che si odiano a morte e non se ne esce. Allora a me questo a me mi distrugge, perché i ragazzini palestinesi, ucraini, israeliani sono carne da macello, sono pretesto per continuare a odiarsi. Allora lì basta, non dico altro perché no, tanto... saluto velocemente Loredana, che vede bene come piacerebbe tanto come sindaco a Milano Matteo Marzotto, a destra o a sinistra non importa, e ci saluta cordialmente. Ma no, ma fate Fedez. Meglio. Dani da Como, mi pare che oggi stiamo perdendo il senso della misura, lo dico con tutta la comprensione per Max del Papa, di cui oltretutto condivido i concetti. Senso della misura, ci ricorda Dani. Settimana scorsa, dopo la manifestazione dei palestinesi contro Hamas, scrive un altro ascoltatore, hanno fatto a pezzi l'organizzatore buttandolo a pezzi davanti a casa sua. E con questa atroce immagine tocca chiudere perché sono le 10:58, Max. Io però voglio anche citare, per chi ci ascolta e se lo fosse perso, un altro articolo molto interessante che hai scritto qualche giorno fa e che è stato pubblicato su ilgiornaleditalia.it. Si parte da un rapporto dei servizi francesi sull'islamizzazione della Francia e dell'Europa. Un rapporto che è stato definito shock, un rapporto shock. Tu dici, ma che shock? Voi che parlate di shock siete solo degli ipocriti, i giornali progressisti come Repubblica. Proprio un minuto, Max, anche se poi invito chi ci ascolta a leggerselo l'articolo, no? È dai tempi dell'Unione Europea, sono più di 30 anni che l'Unione Europea e i giornali come Repubblica lavorano per questa islamizzazione. Adesso di che si scioccano? Ma non si vede che tutti i giorni, anche lì, c'è il senso della misura, non ce l'avrò io, ma dove sta il senso della misura nella realtà del mondo? Non vedono che tutti i santi giorni, da una parte o dall'altra, o in Svezia, o in Francia, o in Norvegia, o in America, o in Canada, o in Scandinavia, o in Antartide, c'è un attentato di matrice islamista e tutti no, non è terrorismo, però non lo spiegano. Parte la macchina, arriva, faccia 30 persone, sia una fiaccolata, sia un cero, sia il Giro d'Italia, no, non è terrorismo. Allora che è? Non lo sappiamo. Cioè l'islamizzazione c'è già. E non adesso vengono a dire c'è un piano per infilare la Sharia in Francia. Ma più di così, e questi si scioccano. Allora, Ecco Max, perché Dio degli eserciti. ci salutiamo qui con una notizia che arriva dall'home page dell'ANSA. Una corte americana, una corte federale degli Stati Uniti, ha bloccato i dazi di Donald Trump, definendoli illegali. 3 giudici della US Court of International Trade hanno stabilito che la legge invocata dal presidente per imporre le tariffe non gli conferisce l'autorità per farlo. Ira della Casa Bianca, il vice capo dello staff della Casa Bianca Miller
ha parlato di colpo di Stato giudiziario fuori controllo. Poi un portavoce ha denunciato la decisione. Non spetta a giudici non eletti decidere come affrontare adeguatamente un'emergenza nazionale. Il presidente Trump, ha detto il portavoce alla Casa Bianca, si è impegnato a mettere l'America al primo posto. L'amministrazione si impegna a utilizzare ogni leva del potere esecutivo per affrontare la crisi e ripristinare la grandezza dell'America. Con questo, tanti saluti a tutti. Caro Max, un abbraccio e buon pomeriggio.